La medicina è un argomento di cui si parla tantissimo, anche perché ci sono tantissimi attori in gioco con interessi non sempre coincidenti e non sempre coincidenti con quello che è fondamentale, cioè la salute delle persone. Parliamo di ricercatori, istituzioni, operatori, aziende, giornali, media, social media. In questo guazzabuglio è importante non perdere la bussola. Per parlarne abbiamo con noi i nostri ospiti questa sera. Invito sul palco la nostra intervistatrice d'eccezione, biotecnologa, divulgatrice e la divagatrice Beatrice Mautino. Laureata in medicina e chirurgia, da 30 anni si occupa su tantissime testate di giornalismo scientifico nel campo della medicina. Lavora con Wire, La Repubblica, Domani, Le Scienze. Ho piacere di invitare sul palco Roberta Villa. Grazie di aver accettato il nostro invito, a voi la parola. Buonasera. Grazie Mario, grazie a tutta l'amministrazione di Cloud. Noi ci siamo già visti con qualcuno ieri e continuiamo oggi. In realtà è un percorso, cioè, c'è stato questo intermezzo della storia della cucina oggi, però in realtà ci sono stati un po' di elementi, no, in comune legati alla comunicazione, i miti da sfatare, eccetera, eccetera. Allora Mario ha già introdotto Roberta Villa, giornalista scientifica, si è occupata da sempre di comunicazione della salute e molti di voi immagino l'hanno conosciuta nel periodo, insomma, quello più difficile, no? che abbiamo vissuto nei tempi più recenti, quello della pandemia, dove Roberta ci ha aiutati un po' tutti a stare un po' calmi, a stare tranquilli, a gestire un po' quelle informazioni, quel caos informativo, soprattutto dei primi tempi, ma poi in realtà magari fosse stato solo dei primi tempi, no? Ha continuato e lei ogni giorno dalla sua cucina, dal suo tinello, raccontava quello che si sapeva, quello che ancora non si sapeva, e cercava di mettere in fila, no? tutti gli elementi, non tanto per tranquillizzare a tutti i costi, sicuramente non per lanciare particolari allarmi, però per fare informazione, che poi è quello che dovrebbero fare i giornalisti, anche se non sempre lo fanno. Roberta l'ha fatto molto bene, e grazie insomma, anche a quel periodo, insomma, adesso dire grazie è brutto, però insomma diciamo durante quel periodo si è costruita una credibilità e anche quella che nei social viene chiamata una community di persone che hanno capito che si può fare informazione sui temi di salute in un modo, diciamo così, diverso da come vediamo magari nei talk show, da come vediamo in televisione, da come leggiamo su molti giornali. E quindi questa sera insomma, parleremo di varie cose legate alla salute. Ti chiederò sempre di dare magari un taglio anche più sulla comunicazione, perché poi ci occupiamo entrambe di questo aspetto, e però vorrei subito partire levandoci insomma, un tema di attualità, perché in questi giorni si sta parlando moltissimo del Mpox, quello che fino a un paio di anni fa veniva chiamato vaiolo delle scimmie. L'annuncio della nuova classificazione, insomma dell'allarme che di fatto ha lanciato l'OMS, definendo appunto, classificando questa malattia come emergenza sanitaria internazionale, ha creato molta preoccupazione. Insomma sono partite un sacco di reazioni, anche di negazioni, insomma se ne è discusso molto, c'è molta preoccupazione e c'è anche molta informazione di nuovo confusionaria. Quindi io ti chiederei subito di partire facendo un po', dandoci qualche elemento di nuovo, come se fossi qua nella tua cucina. Abbiamo dietro una chiesa, siamo nella piazza di Cloud, però dandoci un po' di elementi per capire che cosa sta succedendo, se dobbiamo preoccuparci, quanto dobbiamo preoccuparci, come ci dobbiamo comportare anche nel leggere i giornali. Grazie Bea, grazie a tutti voi che siete qui, grazie all'organizzazione e al Comune di Cloud.
Mi hai chiesto di parlarne in termini di comunicazione. Allora, cominciamo a dire una cosa. Il problema della nostra comunicazione, soprattutto quando parliamo di malattie infettive, ma in generale, però certamente con le malattie infettive, soprattutto dopo la pandemia, questa cosa è accentuata, è che la regola è che o si tranquillizza o si spaventa. Cioè, il senso della comunicazione è sempre inteso nel modificare le emozioni delle persone. Io credo invece che il ruolo di chi comunica, soprattutto su temi così importanti, non debba essere quello di avere la pretesa di intervenire sul fatto che lui, lei, loro abbiano paura o siano tranquilli. Il nostro compito è di trasmettere delle informazioni aiutando le persone a capire. Poi in una stessa situazione, pensiamo a come il coronavirus di Covid agisce diversamente nelle diverse situazioni. Mia figlia ieri sera è andata in discoteca, io ho viaggiato in aereo con la mascherina, no? Poi ognuno prende delle decisioni in relazione alla sua situazione. Arrivando a Mpox, Mpox è stato dichiarato per la seconda volta in 2 anni una emergenza pubblica di interesse internazionale. Qual è il primo ostacolo a capire questa situazione? È pensare che il mondo giri intorno all'Europa e agli Stati Uniti. Svegliamoci, c'è un mondo intorno. E l'Africa, ho visto che tra l'altro è uno dei prossimi libri del Post, che si intitola L'Africa non è un paese. Noi pensiamo, poi c'è l'Africa, ma l'Africa è enorme, contiene un altro mondo, no? È un continente enorme. E dire che c'è un'emergenza in Africa non ci deve interessare solo perché poi rischiamo che arrivi da noi, ma perché non è giusto che muoiano centinaia di persone in Africa quando noi avremmo la possibilità di ridurre questo danno, di salvare queste persone, di evitare che questa malattia si diffonda. Poi certo c'è anche il problema che, come tutti i virus, come abbiamo imparato con SARS-CoV-2, il virus di Covid, più circolano, più acquisiscono capacità che possiamo anche non prevedere prima. Quindi è vero che c'è anche il problema, il rischio che arrivi da noi, però basta il fatto che stia circolando in 10-15 paesi africani per dichiarare un'emergenza di sanità pubblica a livello internazionale. Quindi andiamo subito alla domanda che la gente fa: ma io mi devo preoccupare oggi a Cloud, a Pordenone, a Venezia, a Milano di prendere questo specifico ceppo di Mpox? È praticamente impossibile. È molto probabile, dice il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, che arrivino casi. Sono arrivati già in Svezia, in Thailandia. Non mi stupirebbe che in questo momento al telegiornale stiano dicendo che è stato identificato un caso a Milano, perché ovviamente con tutti gli scambi e i viaggi che ci sono è molto probabile che arrivino delle persone, non necessariamente dalla pelle scura. Chiunque sia stato in viaggio in questi luoghi potrebbe riportarlo. Ma questo non significa che siamo nella situazione del gennaio-febbraio 2020. Perché? Perché in questo caso noi non parliamo di un virus respiratorio come era il coronavirus, che si trasmetteva così facilmente, e poi abbiamo scoperto, e poi nelle varie varianti è diventato sempre più trasmissibile, e oggi è il virus più trasmissibile che conosciamo, più di quello del morbillo. Qui parliamo di un virus che si trasmette con un contatto molto stretto, faccia a faccia, per contatto proprio fisico, certo anche nelle goccioline, quando uno parla, quando uno respira, ma non che io parlo qui, Enrica è lì e io posso contagiarlo. Ci deve essere comunque una stretta vicinanza. Quindi in questo momento le cose potrebbero cambiare, questo l'abbiamo imparato durante Covid, ma in questo momento il rischio di prendere Mpox in Italia è, diciamo, zero, sostanzialmente non c'è neanche un caso, quindi possiamo dire zero. Potrebbe cambiare, ma cosa succede poi quando lo prendiamo? Se dovessimo prenderlo? Allora, se dovessimo prenderlo,
dobbiamo ricordarci che l'espressione vaiolo delle scimmie è sbagliata, non solo perché le scimmie non c'entrano niente, come ormai penso che sia stato spiegato da tutte le fonti di informazione, ma anche perché è vero che questo è un virus della famiglia del vaiolo, ma non è il vaiolo che nemmeno ci ricordiamo, quello che è stato dichiarato eradicato dal pianeta nel 1980. Quello aveva una letalità superiore al 30%, vuol dire che una persona su 3 di quelle che si ammalavano moriva e le altre restavano sfigurate. In questo caso non è così. In questo caso la maggior parte delle persone, per fortuna, si ammala anche in maniera importante, con delle lesioni cutanee che possono essere dolorose, ma la maggior parte delle persone per fortuna guarisce. Si parla di una letalità che comunque è significativa, ma che oggi è ancora difficile da calcolare. Perché? Proprio perché la maggior parte dei casi sono avvenuti in paesi africani, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, dove le possibilità di assistenza, le possibilità di cura, le condizioni igieniche non sono quelle di un ospedale occidentale. Quindi è possibile che anche questi valori di letalità che noi oggi ricaviamo da quella situazione non sarebbero gli stessi qua. Quindi non ce ne freghiamo niente? No, è giusto comunque preoccuparsene, è giusto che una persona che viaggia in uno di questi paesi per una qualunque ragione stia attenta nel contatto con le popolazioni locali. È giusto che una volta tornati da questi viaggi, che siano di assistenza, che siano di lavoro, che siano di turismo, una volta tornati, se uno comincia ad avere la febbre, ha delle strane macchie, queste macchie diventano delle vescicole, ma magari senza aspettare che diventino delle vescicole, uno si rivolge al medico, e averne parlato, aver dichiarato l'emergenza significa che anche i medici stanno un po' più attenti, cioè prima di dire ma no, sarà varicella, ci pensano un pochino di più e prendono in considerazione questa ipotesi. Però ecco, non siamo, almeno per quello che sappiamo oggi, nella situazione di gennaio 2020. Questo non è un virus che al momento, ripeto, al momento potrebbe cambiare, minaccia una pandemia. Sì, infatti una delle cose che leggevo in questi giorni era che noi ci siamo accorti che questo virus esiste poco tempo fa, nel 2022, quando ci sono stati dei focolai di una versione precedente, insomma di una versione diversa di questo virus, un po' più leggera, diciamo così, di quella che sta preoccupando adesso il Congo e poi appunto questi casi che hai detto tu, no? In Svezia e in Thailandia. Noi ci siamo accorti appunto nel 2022 di questo virus perché ci sono stati dei focolai dalle nostre parti. Questo virus è stato scoperto negli anni 50, il primo caso negli anni 50 negli animali, il primo caso negli esseri umani nel 1970, cioè adesso non voglio fare i conti perché non mi piace l'idea che siano, non però ci sono quasi pensiamo. 60 anni. Cioè sono E poi in questi anni ci sono stati tante epidemie, tanti casi e tanti morti, ma erano là. E a noi non interessavano. Erano là, non ci interessavano, quindi noi abbiamo un po' questa idea che le cose ci preoccupano e soprattutto diventano visibili nel momento in cui arrivano da noi, che è anche un comportamento umano, no? Ci preoccupiamo nel momento in cui una minaccia diventa reale, insomma diventa vicina. Però una cosa che leggevo in questi giorni è che in realtà casi sporadici di gente che ha viaggiato, che l'ha portato, eccetera, ci sono stati anche prima del 2022, però spesso non venivano riconosciuti proprio perché non c'era l'idea, no, che uno qua a Pordenone o a Clout potesse avere questa malattia, e quindi magari la scambiavano con il fuoco di Sant'Antonio o con altre cose che danno pustole o sintomi simili. E quindi la dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale dovrebbe essere una notizia positiva, cioè è negativa nel senso che è chiaro che non è bello che ci sia un'emergenza, però è positiva perché, come dicevi tu, i medici quantomeno ricevono le informazioni su che cosa devono riconoscere, si fanno venire magari il dubbio, no? Fanno una domanda in più. Sì, però non è solo questo, cioè la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica non è soltanto un allarme,
è una dichiarazione che ha un valore giuridico e che mette in azione tutta una serie di regolamenti internazionali, di accordi che valgono solo in queste situazioni di emergenza, per esempio nella trasmissione dei dati tra i paesi, nella comunicazione delle informazioni, ma anche negli accordi, per esempio, tra le aziende, i paesi, le società, le organizzazioni non governative. Ci sono per esempio delle organizzazioni come Gavi, come CEPI, che forniscono i vaccini ai paesi a basso e medio reddito. Ecco, il fatto che ci sia un'emergenza dichiarata dall'OMS facilita tutta una serie di procedure che aiutano la risposta, permette a un paese per esempio di sottoporre a screening le persone che arrivano da quella zona e così via, e quindi dovrebbe essere una dichiarazione che aiuta la risposta, e questo è quello che speriamo. Un'altra differenza rispetto a Covid è che appunto questo virus noi lo conosciamo bene, cioè, anche se adesso è mutato ed è molto più trasmissibile, mentre prima non si trasmetteva facilmente da persona a persona, la maggior parte dei casi erano contagi direttamente dagli animali, soprattutto dai roditori, ma questo virus lo conosciamo, e contro questo virus noi abbiamo in particolare un vaccino che si chiama Immanvex, mi pare, sì, in Europa, che era un vaccino in realtà creato contro il vaiolo, perché anche se il vaiolo non c'è più come in circolo, c'era sempre la paura che qualcuno, o per una minaccia di bioterrorismo o per un incidente, potesse uscire dai laboratori dove è ancora conservato e così via, e quindi era stato creato questo vaccino che nel 2022 appunto si è data l'autorizzazione a usarlo anche contro questo Mpox. E poi insomma lo conosciamo, e quindi è tutto molto più facile. Sì, ma infatti una delle cose in questi giorni, perché poi adesso c'è l'Mpox, qua in Veneto in questi giorni ci sono stati dei nuovi casi di West Nile virus, e quindi infezione da questo virus del Nilo occidentale, non so come si traduce in italiano, che viene trasmesso dalle zanzare che pungono, no? Degli animali, dei volatili tendenzialmente infetti, e poi lo trasferiscono, e quindi ci sono stati dei casi appunto in Veneto, tant'è che poi è partito anche lì, no? una reazione da parte della regione. Abbiamo visto casi di dengue, insomma, quindi abbiamo visto negli ultimi mesi, no? Diversi casi di malattie che appunto abbiamo sempre considerato esotiche, o che magari non sapevamo nemmeno che esistessero. Sono tutte malattie conosciute, a differenza del Covid, del coronavirus, che è arrivato all'improvviso e che appunto è stata una sorpresa per tutti, e la scienza non sapeva niente, gli scienziati non sapevano niente, l'hanno sequenziato per la prima volta, hanno cercato di capire come funzionava, quale fosse il meccanismo d'azione, quindi questa è già una differenza, perché una delle cose che si leggono, no, magari nei commenti, sotto i post degli annunci di questi ritrovamenti, eccetera, è vabbè, non se ne può più, no? Cioè, ogni giorno ne tirate fuori una, no, di queste robe, oppure di nuovo ci chiuderanno, vogliono solo chiuderci. Cioè, abbiamo un po' una reazione di rifiuto, perché abbiamo vissuto un periodo devastante sul piano psicologico, sul piano della salute per molte famiglie, insomma, che ci sono passate, che magari hanno anche perso, no, delle persone, e comunque non l'abbiamo vissuta bene questa cosa. E quindi tendiamo un po' a riportare tutto quello che succede adesso a quell'esperienza lì, e quindi ad attribuire a tutte queste cose nuove quelle caratteristiche brutte, negative. Beh, brutte sono comunque, certo. Cioè, ecco, il problema è che c'è stata una strumentalizzazione politica della pandemia non solo in Italia ma nella maggior parte dei paesi del mondo, che ha creato questa situazione per cui destra e sinistra a priori devono avere un approccio diverso nei confronti del virus, cosa che non ha assolutamente nessun senso, perché il virus non è di destra, non è di sinistra. Le misure per contenerlo sono trasversali, non c'è nient'altro da fare. Quindi questo è stato sicuramente un grosso problema.
perché quanto sia stata cavalcata questa situazione, come se chi governava in quel momento si avesse deciso il lockdown così per un gusto sadico, no? Che ha deciso in quel momento in tutto il mondo, perché poi i lockdown li hanno fatti dappertutto. Ma noi siamo qua a preoccuparci di Mpox, di dengue, di chikungunya, del West Nile, che in Italia da mesi, negli ultimi non hanno fatto neanche un morto. Ma se io vi dico che settimana scorsa e la settimana prima della settimana scorsa ci sono stati 100 morti di Covid, voi dite dai, basta, vabbè, 100 morti cosa sono? Però abbiamo proprio acquisito questa diversa percezione, per cui ormai Covid è qualcosa di familiare e non ci fa paura. Viceversa, quello che è esotico continua a farci più paura. Questo è naturale, però noi dobbiamo anche cercare di razionalizzare poi quelle che sono le nostre reazioni emotive e cercare di avere delle reazioni che appunto tengano conto, soprattutto a nostra tutela e a tutela degli altri, di quelli che sono poi i fatti oggettivi. Sì, fatti oggettivi che tu metti in fila spesso, appunto, come abbiamo visto adesso, ma come hai fatto in questi anni. E io qua ho questo libro che tra l'altro poi trovate lì sul banchetto, che si chiama Controglossario di medicina, che è l'ultimo che hai scritto. Ne ha scritti tanti di libri, dove ci sono ben più di 9 argomenti, come i rintocchi, sono molti di più. In realtà è appunto un controglossario, con ogni lettera ha diversi argomenti che tu hai cercato appunto di mettere in fila, e ne parlo adesso, poi dopo ci torniamo, perché voglio chiederti poi una cosa specifica che hai scritto, ti voglio chiedere di parlarne, però in realtà appunto in tutti questi temi, questi argomenti che spaziano molto, perché parla di vaccini alla V, però parla anche di vitamine sempre alla V, parla di integratori, parla anche di cellulite, quindi questo un po' scopiazzato da divagatrice, o meglio da seguace che ha imparato tante cose da sfociato un po' nel mio orticello, e di cura soprattutto, appunto hai una voce sulla cura, e tu in tutte queste voci di questo controglossario comunque parli molto, di nuovo per tornare all'inizio, parli molto di comunicazione, di come magari una certa malattia è stata comunicata male e quindi si è creato, non so, uno stigma, o penso all'HIV, all'AIDS, ma la stessa cosa vale adesso per l'Mpox, no? Oppure di come un certo tipo di comunicazione un po' più urlata crea degli allarmi che magari non sono giustificati, oppure quando una comunicazione invece magari un po' troppo paternalistica diciamo che così vanifica, no? Un po' certi sforzi, e quindi l'importanza della comunicazione in medicina viene molto fuori. È un pezzo della cura? Tu la consideri un pezzo della cura? Al 300%, ma molto terra, perché se il medico che ti visita e ti spiega che cos'hai e ti dice che cosa devi fare non si fa capire, tu non fai quello che devi fare e non ti curi, quindi non c'è dubbio che lo sia. Però nel caso, per esempio, nei casi che tu hai citato, la parola stigma è una parola che usiamo ormai in questi ambiti, ma io non sono sicura che per tutti sia così chiaro l'impatto che ha questa parola, perché a volte si pensa che sia sì una roba politically correct, non dobbiamo così dar fastidio a certi gruppi di persone. In realtà, oltre a questo, che comunque è vero ed è importante, lo stigma, cioè il fatto di isolare delle persone, o comunque di etichettare delle persone, o comunque di ritenere delle persone responsabili, o comunque dare una dimensione negativa a chi è portatore di una malattia, ha un grandissimo impatto sulla diffusione della malattia stessa. Adesso, tornando al vaiolo delle scimmie, e io dico apposta vaiolo delle scimmie, no? Le persone possono pensare che questa è una malattia che si trasmette con le scimmie. Non ci sono le scimmie a Clout, non è un mio problema. È un vaiolo
io ho soltanto la febbre, un po' di macchiette, non è quello, perché col vaiolo si muore. Tu hai citato HIV, è stato proprio durante HIV che si è studiato moltissimo questo tema. Pensate che all'inizio l'AIDS era chiamato GRDS, giusto? Cioè era una immunodeficienza correlata all'essere gay, perché siccome si era vista questa infezione nelle comunità omosessuali degli Stati Uniti, si pensava che fosse legata ai gay. Poi si è visto che ce l'avevano anche i tossicodipendenti, chi si iniettavano le droghe, e quindi è diventata l'infezione dei gay e dei tossicodipendenti. Tutti gli altri, che problema è? Un po' come quando noi diciamo tanto è una roba africana, no? È qualcosa che non ci riguarda. Beh, purtroppo ci riguarda, perché poi abbiamo visto che l'AIDS in realtà si è diffuso anche per via eterosessuale, anche attraverso le trasfusioni, e così tante persone eterosessuali che non avevano idea di poter essere oggetto di questa malattia lo sono diventate. Lo stigma significa anche che se io ho paura che questa diagnosi diventa un'etichetta che poi mi isola, mi fa perdere il lavoro, mi fa lasciare le persone con cui ho delle relazioni, esiterò a farmi controllare, a verificare se ce l'ho e a curarmi. Quindi l'impatto dello stigma è fortissimo, veramente forte. Pensate che questa attenzione al nome delle malattie è codificata in un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice tutte le cose come non bisogna chiamare le malattie. Quindi non solo con termini che rifanno agli animali o a qualcosa che possa essere appunto stigmatizzante, ma anche per esempio rispetto alle aree di appartenenza. C'è un virus cugino, diciamo, di quello di Covid, che si chiama MERS, il virus della MERS. E MERS sta per Middle East Respiratory Syndrome. E Middle East vuol dire che il 99% dei casi si sono sviluppati nei paesi arabi, no? In Arabia Saudita, negli Emirati e così via. Un giorno un signore si presenta a un pronto soccorso di un ospedale di Seul con la febbre e una polmonite devastante. Lo visitano, ma non sappiamo cosa sia, lo rimandano a casa. Lui gira 2 o 3 ospedali, stava malissimo. In questi 2 o 3 ospedali ha contagiato decine di persone che erano nelle sale d'attesa, prima che qualcuno pensasse, questo signore coreano che si trovava a Seul, ma non è che lei per caso è stato in Medio Oriente? E lui dice, certo che sono stato in Medio Oriente, sono tornato da Riyadh 15 giorni fa, una settimana prima di ammalarmi, o 3 giorni prima di ammalarmi. Questo signore aveva la MERS, ma per il fatto che questa malattia era chiamata del Medio Oriente, era una malattia trasmessa dai cammelli, legata a tutto quel mondo lì, in Corea non si ponevano minimamente il problema che potesse essere questo. Quindi attenzione, perché lo stigma è prima di tutto un rispetto nei confronti del malato, cioè evitare lo stigma è prima di tutto per rispetto, ma ha anche poi tutta una serie di implicazioni pratiche che nel campo delle malattie infettive possono proprio significare la diffusione del contagio. Così come, sempre rimanendo sulla comunicazione, la comunicazione medico-paziente, che può avere a che fare con lo stigma, però non solo, quindi una comunicazione magari, tu dicevi, quando non ci si fa capire, no? A volte uno legge i referti e a volte sempre, dopo un po' impari i termini, no? Insomma, impari un po' a navigare, però è vero che sono difficili da interpretare, anche perché non sono fatti per essere interpretati, no? dal paziente, e quindi già uno dice vabbè, starò bene, starò male, no? Che cos'è? Però al di là del linguaggio c'è anche proprio un tema di psicologia, quindi di comunicazione più o meno empatica, di distacco del medico che insomma deve sopravvivere, quindi in qualche modo si deve distaccare, però poi di quello che arriva al paziente, del sentirsi in qualche modo curato, e quando non ci si sente seguiti, curati, presi in carico, diciamo così, dal Servizio Sanitario Nazionale o comunque dalla medicina ufficiale, lo metto tra virgolette, poi ci si affida magari, no, a chi
quel tipo invece di comunicazione un po' più umana, mi viene da dire, la sa fare, magari con dei fini che non sono propriamente etici o altissimi. E quindi tu che ti occupi di comunicazione della salute da tantissimi anni, come la vedi da questo punto di vista, la situazione in Italia? Non ti dico prima e dopo il Covid, perché non so se è cambiata, magari è cambiata e se vuoi dircelo, però secondo te come siamo messi da questo punto di vista? Allora, dopo Covid è cambiata nel senso che è sempre più difficile un accesso alle cure. Chi ha avuto bisogno di un esame, di una visita, lo sa, purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale è sempre più piegato, sempre più carenza di personale e quindi inevitabilmente quando poi la visita arriva magari i medici hanno proprio l'ordine di avere pochi minuti da dedicare a ogni paziente e non possono dedicare tutto il tempo che l'omeopata a cui versate 200 euro per la visita magari vi dà. E questo è senz'altro un problema che non si risolve così facilmente, perché richiede ovviamente tutta una ristrutturazione del sistema. Non c'è dubbio che questi medici, perché alcuni sono anche medici, io credo che qualcuno sia anche in buona fede, non credo che tutti lo facciano, questi medici tra virgolette alternativi danno questo, cioè noi tante volte abbiamo proprio bisogno di qualcuno che ci ascolti e quindi qualche giorno fa qualcuno raccontava la barzelletta di quello che andava dallo psichiatra, non c'è nessuno che mi ascolti, avanti il prossimo, ecco, vabbè. No, però effettivamente questo è un problema vero e non c'è dubbio che parte del nostro malessere spesso, io l'ho sperimentato ma credo che valga per molti, si scioglie come neve al sole davanti a un medico che ti ascolta, che ti capisce, che ti aiuta a inquadrare anche quello che è un sintomo magari in un contesto diverso. Però obiettivamente la situazione è molto difficile oggi e ricordiamoci che non è difficile solo per carenza di medici, perché in realtà i medici in Italia rispetto alla popolazione sono anche nella media europea. La vera carenza è quella degli infermieri, che è drammatica, e non è una carenza a caso, è una carenza che deriva da una sottovalutazione di questa professione, una svalutazione anche economica, un rapporto tra impegno e stipendio che non è ragionevole e questo poi porta anche con sé tutta una serie di questioni organizzative che non ottimizzano la disponibilità del medico rispetto ad altri paesi. Quando si parla di salute e di nostro rapporto con la medicina, insomma, si tende sempre un po' a separare, no? Da una parte ci sono i medici o comunque insomma il personale sanitario, dall'altra ci siamo noi, pazienti a vari livelli, no? Perché poi siamo tutti bene o male pazienti in varie fasi della nostra vita o abbiamo persone insomma che vicine che passano attraverso queste cose. Si stava parlando appunto di difficoltà a comprendere, no? O comunque a parlarsi, a comunicare, no? tra questi due mondi. Tu proprio nell'introduzione del libro dici che si parla molto di alfabetizzazione, no? Sanitaria, cioè quindi il lavoro che facciamo noi ma che viene fatto da chi comunica la salute viene spesso messo sotto questa campana, no? Quella di alfabetizzare, cioè quindi di spiegare come funziona la medicina, magari di insegnare insomma i termini, di raccontare queste cose. Tu dici che non ti piace, no, questa definizione. Non mi piace per niente perché mi richiama gli analfabeti funzionali, no? Questo modo saccente, arrogante con cui viene chiamata la gente da persone che sanno di scienza poi magari non sanno aggiustare la macchina o non saprebbero fare un falò in montagna, non so. Cioè
quest'idea che il mondo si divida in quei pochi che sanno e gli altri sono tutti analfabeti, a me veramente fa impazzire. Cioè, tutti noi abbiamo delle conoscenze, delle competenze che possono avere un valore, che hanno un valore. E quindi questa parola dell'alfabetizzazione, questo concetto di alfabetizzazione sanitaria non mi piace. Anche perché molto praticamente, come dicevi tu prima, sì, certamente c'è un bisogno che tutta la popolazione conosca l'ABC, conosca le regole di un buon stile di vita, che conosca come siamo fatti, per carità, certamente. Ma io sono un medico, faccio questo lavoro da 30 anni, quando mi capita di dover avere a che fare col servizio sanitario per accompagnare una persona, mi è capitato con mia madre, mi è capitato con altre persone, io mi sento persa. E allora io mi chiedo, una persona che magari ha minori competenze in questo senso, magari non parla perfettamente la nostra lingua, cioè non va bene, cioè, questo tema che il mondo si chiamano health literacy all'inglese, di alfabetizzazione sanitaria, prima di tutto deve partire, secondo me, dal sistema, cioè bisogna rendere facile il sistema. Le strisce colorate che ci conducono in giro per gli ospedali devono condurci anche a capire, farci capire a chi ci dobbiamo rivolgere, come dobbiamo fare, in tutti questi meandri che non sono solo di burocrazia, ma sono anche di un linguaggio e di principi che talvolta proprio non si riesce a capire dove dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare. Noi nel nostro gruppo di soci della nostra associazione, noi abbiamo Enrica, che è la nostra striscia colorata che ci accompagna tutte le volte che ci capita una disgrazia medica, e negli ultimi anni ci sono successe un certo numero, sempre stranissime, rare, cioè cose che uno dice vabbè, forse arrivano proprio a noi, ci cercano, no? Col lumino. C'è Enrica che è un medico, l'avete conosciuta perché se c'eravate negli incontri passati l'avete vista. Enrica che è un medico e sa muoversi all'interno di questo mondo, e quindi non sa tutto ovviamente perché è specializzata in una cosa, però ti aiuta intanto a mantenere la calma, no? Che in certi momenti uno sbarella, quando ti danno magari una diagnosi brutta, quando insomma ti dicono, ti danno tante opzioni e tu dici ma io come faccio a scegliere? Non sono capace, no? Non ho gli strumenti, e lei ci aiuta. Allora, non tutti possono avere una Enrica, almeno adesso se volete voi potete andare lì e chiedere, lei è disponibile, quindi lo fa, e lo fa tra l'altro per tantissime persone. Chi ha la fortuna di avere magari appunto un medico in famiglia, tra amici eccetera, magari ha questo tipo di supporto. Per tutti gli altri è un gran casino, no? E per alcune malattie, poi io mi sono occupata un po' di malattie rare, come tu ben sai, quando hai una malattia famosa, diciamo così, insomma diffusa, il diabete, cioè insomma queste cose qui, bene o male, ci sono dei percorsi nei quali più o meno vieni incanalato, no? Quando hai magari delle malattie già un po' più strane, un po' meno frequenti, eccetera, eccetera, il percorso te lo devi cercare letteralmente tu, no? Te lo devi tracciare tu, come se fosse un sentiero di montagna che ti devi tracciare. Lo so, però capisci che questo che è difficoltoso per noi che abbiamo certi strumenti, ma non perché siamo migliori di altri, ma semplicemente perché facciamo questo lavoro, per gli altri, cioè oggi quello di cui io mi rendo conto è che non è più neanche una questione né di conoscenza della materia, nemmeno di soldi, non è più neanche che i ricchi si curano e gli altri no. Il fatto è avere un amico, cioè la prima domanda è chi conosco in questo ambito, e questo è una cosa veramente inaccettabile. Penso che bisogna veramente affrontarla in maniera seria. Io vorrei chiudere la mia parte, poi immagino che insomma ci siano delle domande, preparatele e alzate la mano per Roberta, però vorrei chiudere con un altro pezzetto che viene subito dopo quello
della literacy, quindi dell'alfabetizzazione sanitaria, perché tu dici le persone, quando sono dotate degli strumenti necessari per farlo, sono in grado di prendere le migliori decisioni per la salute propria e dei propri figli. Il tema è come si fanno a passare questi strumenti, e tu dici che c'è appunto questa parola, sempre in inglese, che si chiama empowerment, quindi non so tradurlo. Allora io sono anni che cerco di tradurre, non si può tradurre, e ti dico anche perché non si può tradurre, perché nella nostra cultura il concetto di potere, cioè empowerment vuol dire dare potere a qualcuno, sì. È comunque, la parola potere ha comunque sempre un significato, una connotazione un po' negativa, no? O vabbè, a livello aziendale vuol dire ti do un incarico, ma a livello generale comunque c'è un po' questa difficoltà. Invece secondo me, io ne ho fatto un po' l'obiettivo, no? Perché penso che uno quando fa un lavoro deve sapere perché lo fa. Ecco, quello che piacerebbe fare a me, il mio obiettivo è quello di dare questo empowerment alle persone, cioè dare questo potere, questa capacità di fare delle scelte consapevoli, cioè non sulla scia della paura o dell'appartenenza politica o di che, ma di aver approfondito, capito le cose e deciso per sé, nella sua situazione, anche in relazione ai propri valori, che non è detto che tutti dobbiamo fare le stesse scelte, siano migliori per sé. E io credo che questa parola sia una parola veramente importante. Purtroppo, come l'altra, non ha una traduzione italiana così giusta. Beh, però magari non ha una traduzione, però il lavoro di informazione che tu fai, e che in questo non a caso questo libro è tu lo chiami controglossario, però appunto è un modo per andare un po' verso, no? Quegli strumenti che possono servire alle persone per ottenere quel potere. Non è tutto, ovviamente, è un inizio, e però da qualche parte bisogna pur iniziare. Preparate le domande. Io ho una domanda personale per chi, cioè non troppo personale, sono sempre piemontese. Sei sempre piemontese, quindi comunque com'è non possibile? No, però è una cosa che niente, che mi chiedo, che ci chiediamo. Tu sei stata, hai vissuto la pandemia come tutti noi, e anzi sei cresciuta tantissimo come visibilità, no? In pandemia, se hai avuto appunto una crescita sui social, tantissime persone ti hanno conosciuta, sei andata in televisione, no? Che sono quelle cose che appunto normalmente non capitano, no? alle persone normali. E quando capitano sono appunto casi rari. C'è stato un periodo in cui tu eri in televisione ogni 3x2, no? Quindi hai avuto una visibilità incredibile, hai ricevuto, immagino, tantissimi racconti di persone, di condivisioni, no? di vita. Poi siamo più o meno usciti da quel periodo lì, le cose sono cambiate, tu continui ad essere molto, molto visibile. Volevo capire un po' come te la vivi questa cosa, cioè da persona che è esposta continuamente su questi temi qua, che sono temi difficili. Cioè tu non hai mai il momento leggerezza della cellulite. Allora, ce l'hai perché sei una persona solare e tutto questo, però ti occupi tendenzialmente di medicina, di salute, disgrazie, la Dengue, l'Mpox, il West Nile, cioè, no? E il Covid, la SARS, l'aviaria, cioè sono sempre, è difficile che siano cose piacevoli, magari ogni tanto però la vabbè, gravidanza. una volta allora, come forse sapete, il tumore del pancreas è uno dei tumori più difficili da curare. E io una volta parlavo con un chirurgo esperto in tumori pancreatici, e gli ho detto: certo che tu fai proprio un lavoro ti sei scelto proprio no, io faccio il lavoro più bello del mondo. Cioè poi alla fine non è tanto la cosa in sé, no? Ma quanto quello che tu puoi apportare a una situazione. Io ho sempre avuto un po' questo pallino dei virus, delle malattie infettive, fin da quando studiavo medicina, poi ho fatto dei progetti europei proprio sulle pandemie, quindi a me questi temi appassionano molto più
della chimica o di altri. Quindi da questo punto di vista no. Per quanto riguarda la relazione con le persone, il fatto che io ancora oggi incontro delle persone che mi fermano, mi dicono se non ci fossi stata tu durante la pandemia, cioè ovviamente mi gratifica, cioè sapere che tante persone hanno trovato una guida, un aiuto, per me è importante. Adesso mi fa anche piacere che non sia più così, perché allora io ricevevo centinaia e centinaia di messaggi su direct, su Instagram, non riuscivo proprio fisicamente a leggerli tutti, avrei dovuto passare tutta la notte e ancora non avrei potuto rispondere a tutti. Adesso invece riesco a rispondere a chi mi scrive, cioè è tutta una situazione più serena, più tranquilla, quindi me la vivo bene, ecco, rispetto alla pandemia, ai momenti peggiori. Vabbè, io sono contenta che te la vivi bene, perché confesso che ero un po' preoccupata. Cioè che la minore visibilità, andare in televisione. No, ma però fammi dire una cosa su questo, fammi dire una cosa su questo. No. Cioè quando tu vai in televisione 3 volte a settimana, 2, 3, 4 volte a settimana, è un incubo, È un incubo, perché poi tutto quello che dici sarà usato contro di te. E ti dicono: ma secondo lei bisognerebbe fare un altro lockdown? E tu dici: no, non c'è bisogno di un altro lockdown. Ma se poi ci fosse, alla fine dici: vabbè, se proprio ci fosse così, ed esce, dopo 10 minuti esce il titolo: la Villa vuole un altro lockdown. Quindi insomma era molto stressante. E quindi no, per carità, va bene. No, ma il mio era proprio un dubbio sul piano cioè sul carico psicologico del gestire tutte queste cose. Ce l'avevo pesante, esatto. C'era gente che mi scriveva: no, ma lei adesso è 2 ore che non fa una storia, io non posso andare a dormire se lei non ci dice che va tutto bene. Cioè, no, era psicologicamente molto pesante. Tu gli hai detto: stavo dormendo io, quindi la storia non la facevo. Va bene, io chiedo tanto a Mario col microfono se ve lo passa, però nel frattempo intanto ti ringrazio per questa chiacchierata sulla salute, sulla medicina, su alcune disgrazie, ma anche con qualche briciolo di speranza, perché magari questo empowerment, magari un giorno troveremo una traduzione efficace, magari coniamo un neologismo, un po' abbiamo inventato petaloso, dico, forse possiamo inventarci anche una parola un po' migliore per l'empowerment. Quindi grazie Roberta, se volete potete farle un applauso, e se avete delle domande abbiamo tempo prima della cena per rispondere. Dubbi, curiosità? Io non vi vedo. Parto Mario. io. Sì. I giornali sono molto bravi quando c'è anche il minimo rischio a inventarsi il pericolo micidiale. Sono molto meno bravi a dare le buone notizie, e ogni tanto qualche notizia buona negli ultimi tempi di grandi scoperte, ma veramente importanti in tanti campi, c'è. Magari ne diamo un paio per far capire che c'è anche tutta una ricerca che va avanti, e di giorno in giorno magari qualcosa che fino a ieri era assolutamente letale magari apre nuove speranze. Questa è una critica alla moderazione che è stata troppo sulle disgrazie, vero Mario? Quello. No, va bene. è una critica ai media. No, ma scherzo. Guarda, rispondo con un pensiero che ho fatto oggi, che non avevo espresso ad alta voce. Mio compagno mi parlava di un suo amichetto morto a 12 anni di leucemia. Negli anni... vabbè, no, è una cosa allegra. No, infatti è allegra. No, è una cosa allegra. Poi dopo la leucemia abbiamo la lebbra. Se tu pensi che negli anni, fino agli anni 70 avanzati, la stragrande maggioranza dei bambini che sviluppavano la leucemia non c'era una risposta, e che oggi l'80% di certe leucemie, ma anche di più per altre, guarisce completamente, riprende una vita normale. Questa è un grandissimo cambiamento. La mortalità per infarti ictus, che una volta era la prima causa di morte, è scesa tantissimo grazie a tutta una serie di iniziative di prevenzione. Ma anche restando nell'ambito di quello di cui stavamo parlando, quando nella primavera del 2020 qualcuno diceva i vaccini... Solo mezza, dai, questa è solo mezza. Ok.
qualcuno diceva ma tanto i vaccini, arriveranno i vaccini, io dicevo ma i vaccini ci vogliono degli anni perché arrivino, e parlai con uno dei più grandi esperti italiani e gli chiesi ma è possibile che arrivino davvero dei vaccini prima della fine dell'anno? Anche lui mi disse no, assolutamente impossibile. E poi questa nuova tecnologia invece ci ha consentito di cambiare l'approccio nei confronti di Covid. Io credo che di cose positive ce ne siano veramente tante. Quello che forse ci fa sembrare che non ci siano è che cerchiamo il miracolo, cioè la cura contro il cancro, il farmaco contro l'Alzheimer. Non ci sono. Bisogna avere la pazienza passo a passo, perché la scienza non procede così, la scienza non procede, tranne rarissimi casi, per la scoperta fenomenale che cambia totalmente un ambito, procede a piccoli passi, e però quei piccoli passi vogliono dire mesi, anni di vita, vogliono dire vite salvate, vogliono dire via via un miglioramento anche dello stato generale. Quando ci lamentiamo perché ci sembra che ci siano tantissime malattie, che stiamo male, che siamo tutti sofferenti, non ci dimentichiamo che nella storia dell'umanità mai c'è stata una così ampia fascia della popolazione mondiale, la maggioranza della popolazione mondiale in condizioni di buona salute e con un'aspettativa di vita così alta. Fammi finire con una barzelletta. C'è una vignetta che io proietto sempre nelle mie presentazioni, in cui c'è una grotta con due uomini preistorici e uno che dice all'altro: ma io non capisco, mangiamo solo cibo sano, beviamo acqua pura, nell'aria non c'è nessun inquinante, facciamo un sacco di attività fisica e non viviamo più di 30 anni. Insomma, qualcosa è cambiato, Sì. Per fortuna. Nell'incontro prima, no, con Alessandro Marzomagno si parlava della pellagra, no? Cioè, che era una malattia che da queste parti appunto c'era tanto, ma in generale c'era una popolazione povera. Oggi non sappiamo più, cioè ci fa subito vecchio, no? Una cosa molto, molto in là con gli anni. Ci sono altre domande? Eccola. Enrica. Il nostro percorso colorato. Allora, dal percorso colorato al servizio, al sistema sanitario nazionale che sogneresti? Se fosse ministro della sì, salute? Perché secondo me ci manca poco. Sì, facile. Guarda. È così diplomatica. Esatto, proprio quando mi dicono, cioè, proprio no. Guarda, io vorrei se avessi avuto i soldi del PNRR, io avrei puntato tantissimo sull'organizzazione, sulla riorganizzazione del sistema, ma proprio a livello pratico, cioè che se devi mandare un foglietto da una parte all'altra dell'ospedale, non devi mandare un'infermiera che va a portare cioè, perché abbiamo ancora l'infermiera che perde mezz'ora ad andare a attraversare l'ospedale a portare avanti e indietro un pezzo di carta. Quindi io punterei tantissimo sull'organizzazione. Ci sono delle realtà private, posso anche dirlo, a Milano per esempio c'è il Centro Sant'Agostino, che è un centro privato dove i costi sono equivalenti a quelli dei ticket, cioè sono costi civili, e dici come fanno a reggere? C'è un'organizzazione talmente che non fa perdere tempo a te, non fa perdere tempo ai medici, rende tutto facile. C'è l'app per prenotare le cose. Perché io devo stare un'ora al telefono? Non ci deve essere un sito dove io guardo le fasce orarie in cui posso prendere gli appuntamenti? Non so come dire, no? Cioè io avrei puntato tantissimo sull'organizzazione, perché questo permette di ridurre non solo lo spreco di soldi, lo spreco di tempo del personale, ma anche tanta tensione, perché che poi ostacola anche le relazioni. Naturalmente è una goccia, cioè non ho la bacchetta magica per risolvere il problema, però ecco, se mi chiedi la priorità, io vorrei pagare il doppio agli infermieri, il doppio esattamente di quello che prendono. Vorrei che potessero essere riconosciuti come dei professionisti laureati e fosse date loro le responsabilità che ricevono in altri paesi, perché non si capisce perché i nostri non debbano averli.
Vorrei che i medici di famiglia non dovessero perdere tempo con la burocrazia, ma potessero pagarsi un impiegato che fa le faccende burocratiche e lei o lui possano guardare in faccia il paziente e parlare col paziente quel tempo, invece di dover mettersi lì col computer a infilare i dati. Io penso che l'organizzazione, magari rinunciare al mega macchinario robot stratosferico che ti permette di dire che il tuo ospedale fa il più avanzato della cosa, e invece ti paghi il doppio tutti gli infermieri che vengono a lavorare da te, magari fanno gli infermieri a domicilio, vanno a casa ad assistere le persone, perché oggi come oggi la maggior parte dei problemi sono, lo sai meglio di me, quelli di una popolazione che invecchia, e quindi i problemi di salute sono sempre più associati a dei problemi tipo sociale. Quindi la persona anziana che potrebbe anche andare a casa dall'ospedale, ma se a casa non ha nessuno non è in grado di andarci e quindi costa in ospedale e porta via dei posti in ospedale. Invece ci deve essere un'assistenza sul territorio che permetta di rispondere alle esigenze vere delle persone, che magari sono anche quelle di fare la spesa e sapere di trovarsi un piatto di minestra alla sera, no? La votiamo? Dai, mi sembra sembra condivisibile. Ci sono altre domande? Bruno, vuoi fare una domanda? Ah no, ho visto una mano alzata. Lui no, Glielo puoi chiedere quando vuoi. No, no, lui a me no. Ok, infatti. Allora... Se non ci sono altre domande, allora io intanto ringrazio, oltre agli organizzatori e al comune di Clout, voglio ringraziare Roberta, ma perché ci ha accompagnati in un racconto appunto un po' inusuale forse della medicina, perché siamo abituati magari a dei racconti più sulla malattia, funziona così, non funziona così. Tu ci aiuti e lo fai sempre, lo fai sui tuoi canali social, lo fai scrivendo, no? per varie testate, per il Dottore Ma è vero che è il sito. Tra l'altro vi consigliamo di frequentarlo, perché è il portale dell'Ordine dei Medici, dell'AFNOMCEO, dove Roberta scrive appunto sempre delle voci, anche lì, insomma. Uscirà in questi giorni proprio anche quella su Mpox. Esatto, quindi poi la mia newsletter, posso fare in pubblicità? Certo, giusto, Fosforo e miele, vai, iscrivetevi mettete Fosforo e miele Roberta Villa, iscrivetevi gratuitamente. Arriva tutti i sabati arriva. E lei racconta spesso dal giardino, scrive sul balcone mentre guarda il panorama di Siena, perché è spesso a Siena, insomma, quindi racconta le storie di medicina, di attualità, insomma cerca di dare un contesto all'attualità e di dare degli strumenti per leggere le notizie che magari arrivano sul giornale e che possono allarmare o possono confondere, quindi è un altro strumento insieme al libro che vi ricordo che trovate lì, e Roberta adesso sarà più che felice di firmarvi la vostra copia se la volete comprare. Quindi grazie ancora a Roberta Villa. Grazie Bea, grazie Mario, grazie a tutti voi.